Do il benvenuto nei nostri studi a Tony Miatto, benvenuto. Buonasera a tutti, eccomi qua. Allora, tutto è compiuto. Tutto è compiuto, tutto è compiuto. Allora, torniamo per un istante sui dati. Al momento siamo al 57,35%. La prima dichiarazione a caldo, Miatto, se l'aspettava un risultato così? Beh, un risultato così no. Sentivo la città che era vicina, vedevo tanta gente che conoscevo che mi faceva coraggio e mi trasmetteva questo senso un senso di sicurezza di potercela fare. Naturalmente il candidato non può esprimersi in questo senso perché tutti lo attorniano, tutti i candidati, sono tutti degli agnelli sacrificali alla fin fine, per cui tutti sono ben voluti, ma è difficile dopo valutare in termini percentuali il significato reale di questa vicinanza. Sono soddisfatto della percentuale raggiunta, so che la città mi è attorno, so che questo, oltre che soddisfazione, mi impegnerà anche di più di quello che pensavo, perché evidentemente la città si aspetta molto da me. Quello che sarò capace di dare lo darò, mi impegnerò a fondo, ho, come dicevo in campagna elettorale, delle idee innovative da proporre alla città, da provare a implementare nell'amministrazione di Vittorio Veneto. Confido anche di avere dei buoni risultati, voglio in futuro avere un contatto diretto con la città in modo da condividere immediatamente le azioni che andrò a intraprendere. Mi aiuterete voi a farlo, non gradirei molto avere un contatto immediato, ma lo vorrei immediato con i miei concittadini, e adesso si comincia già a pensare, il lavoro, sì, giusto? esatto. Infatti sono fatto un po' anche in modo sbagliato, nel senso che per me la festa non esiste, già sto pensando a Insomma, quello. No, Miatto, è un difetto mio. Ok, però insomma alle 19:22 di questo 27 maggio... Sto già pensando al futuro del lavoro. Allora, so che tra 3 minuti deve andare e quindi poi tornerà anche, non pensi di scampare alle nostre grinfie. No, Miatto, allora, quella è la sua telecamera, intanto questa qui, ecco, si sta rivolgendo direttamente ai suoi concittadini. Ci sono dei grazie che vuole rivolgere adesso ai suoi elettori o a qualche persona in particolare? Grazie, devo dire grazie a tanta di quella gente. In primis la mia famiglia che ha portato tanta pazienza, sono molti anni che porta pazienza con me e continua a portarla. Gli amici che mi hanno supportato, e intendo amici in lista, candidati consiglieri comunali in 5 liste, e ho visto che hanno lavorato molto in modo coordinato, trasmettendo quei messaggi alla fin fine semplici che davo alla città, e senz'altro se sono riuscito a dire qualcosa in questo periodo è grazie a loro. Da solo ci ho provato, ho lavorato anch'io, ma non è la stessa cosa. Avere tanti ragazzi giovani e anche qualcuno meno giovane, no? Fasa anche qui in fianco. Sì, esatto, che hanno molto lavorato, ha facilitato questa trasmissione di pensiero. Il frutto è stato questo, l'impegno mio naturalmente ci sarà, c'è già, e confido di fare qualcosa di buono per Vittorio. Confida di fare qualcosa di buono per Vittorio. Negli ultimi 30 secondi che ci rimangono, ci diceva che appunto lei è abituato a non fare tanta festa, ma è abituato a lavorare. Stasera ci sarà appunto un po' di festa. Domani che cosa farà? Domani si comincerà a guardare le carte per vedere da dove partire. Intanto la festa sta iniziando e quindi adesso la lasciamo andare. Grazie, grazie a voi.